Romana, capitolo 2. E giurei oggetto e l'ira divina. Noi sappiamo che Dio darà una condanna assai giusta a tutti quelli che si comportano così. Per questo, chi si mette a giurare all'altro non può portare nessuna scusa innanzi a Dio, perché interamente ti metti a giurare tutto l'altro, tu condanni pure a te stesso, perché tu fai che le stesse cose che condanni all'altro. Te grida sfuglia così e rinda chi tu giudizia a Dio, mettendo a condannare tutte quelle cose schifose che fanno l'altro, quando sei prima tu che stai facendo. O te grida e cuffia tutto l'amore di Dio, tutta la pazienza sua, perché essa te la fa tutte queste cose. Ma non sai tu che Dio usa tutto l'amore suo per te far cagnare la vita tua. Tu invece vuoi tenere a capo tosta e non vuoi tenere nessuna intenzione di cagnare la vita tua. E a così fa che in cuore a te tutta la collera è Dio, che si spalla fa carare in da chi lo giorno del giudizio, quando essa ti conderrà con una sentenza assai giusta. Perché danno e Dio farà per ognuno per tutte le cose che essa avrà fatte. Dio darà danno a vita eterna a tutte quelle che avranno sempre cercato la gloria e l'onore di Dio, facendo bene. E butterà a me la collera sua e i giudizio suoi, uguale a tutte quelle che avranno pensato solo a loro stesse. E proprio per questo non si saranno curate e lasciando la verità, e si saranno mise invece solamente a sentire tutte quelle che erano infamità. Sofferenza e turmento che avranno in cuore a tutte quelle che fanno effettivamente, prima all'ebreia e poi a tutte l'altre. Dio invece darà gloria e l'onore, la pace a tutte quelle che fanno prima all'ebreia e poi a tutte l'altre, perché Dio usa sempre lo stesso metodo per giudicare tutta la gente. O giudizio secondo la legge positiva. Per questo, tutte quelle che hanno peccato senza conoscere la legge Mosè non saranno giudicate secondo questa legge. Saranno condannati lo stesso pure se non tenevano la legge. Tutte quelle invece che hanno peccato, conoscono la legge Mosè, saranno giudicate secondo quella legge. Perché innanzi a Dio saranno giuste non quelle che si saranno mise a sentire la legge, ma quelle che avranno messo in pratica la legge. Certo, i pavani non conoscono che la legge dica era da noi, ma quando loro fanno lo stesso, tutto quello che la legge comanda, è come se tenessero che la legge rinde a loro stessa. La vita allora dimostra chiaro e tunne che rinde cuore loro sta scritto tutto quello che la legge comanda. A dimostra che sta stessa cosa pure la coscienza a loro e tutte quelle parlate che si fanno l'uno con l'altro, perché a volte si accusano l'uno con l'altro e a volte si difendono. Tutte queste sarà chiaro che lo giorno, quando Dio, per mezzo di Gesù Cristo, giudicherà tutte quelle che hanno scusa in la vita dell'uomo. Questo Vangelo che aiuta innanzi a Dio. E che già dicere, te che porti chi ne ha utanza che il nome è ebrea, tu devi restare sicuro perché ti puoi ancora perché la legge di Mosè e sei sicuro di tuo. Tu grida e conosci il volere suo e sai tutto quello che è meglio fa perché t'hanno fatto imparare la legge. Tu devi pure essere un accompagnatore per tutte le ciecate, una luce per tutte quelle che stanno in oscurore, un mast per quelle che stanno in quella ciociaria unica è capace di istruire persone umili, perché tieni un possesso che è la legge, che ti pensi la verità. E perché tu che ti fai mastellato non fai imparare pure a te stesso. Tu priedi che non sai da rubare e poi tu mettiti a rubare. Tu dici all'altro che non hanno a mettere corna a moglie e poi tu non ci metti. Tu smerdi e dei e poi fai i fatti tuoi, rende santuari e loro. Tu ti metti a spaccare assai la legge che tiene e poi non la metti in pratica. E facendo così, tu rinni evidenza a Dio. Quando aveva ragione la scrittura quando dice per via vostra, tutte quelle che non credono parlano male di Dio. La legge ha grave colpa. Pur il fatto che tu sia stato circonciso da un'usenza, solo si mette in pratica la legge. Se invece non la mette in pratica è come se tu non avessi mai avuto quella circoncisione. Dio invece giura che come un circonciso, quello che non è stato circonciso, ma rinda la vita sua, ha messo in pratica tutte quelle comandi che stanno rinda la legge. E tanto chi non è circonciso rinda il corpo e mette in pratica invece tutta la legge, giudicherà a te che non la mette in pratica. Pure se tu tieni che la legge è scritta e sei stato pure circonciso rinda il corpo suo. N'ebrei, ovvero, non è quello che è così sulla fuori, perché la circoncisione ovvero non è un mirco che si può vedere in coppa al corpo. L'ebreo vero è quello che è così pure a rinda, perché la circoncisione ovvero è quello del cuore.
Questo viene solo a spirito di Dio e non in quella legge scritta. L'ebreo vero è quello che viene allutato e apprezzato a Dio, non a tutta la gente.